Tutti al Nazareno. Lo Stato Maggiore del PD agrigentino, con il segretario regionale Fausto Raciti, convocato a Roma per incontrare il vice segretario nazionale del partito Lorenzo Guerini, delegato dal leader e premier Matteo Renzi a seguire il caso Agrigento. Nelle stanze nelle quali Renzi e Berlusconi hanno sottoscritto il cosiddetto patto del Nazareno si consumerà il passaggio romano della coalizione Agrigento 2020, l'alleanza tra PD e Patto per il Territorio vicino a Forza Italia, creata dai dirigenti locali ma indigesta alle segreterie regionale e nazionale del PD. A Roma il partito dovrà una volta per tutte decidere quale strada seguire e uscire dal caos nel quale è piombato. Dopo la rinuncia di Angelo Capodicasa a candidarsi a sindaco, sono diverse le opzioni sul tappeto: proposta interna con un candidato proprio, si parla di Epifanio Bellini, oppure coalizione di centrosinistra. Questo è il dilemma che sta logorando il partito, che aveva fatto da regia per la nascita di Agrigento 2020, e non sono bastate le 5 ore di riunione tra il segretario regionale Fausto Raciti, i segretari dei circoli cittadini, il coordinatore provinciale Peppe Zambito e i deputati nazionali Capodicasa, Iacono e Moscat. Non è stata presa nessuna decisione. Domani è previsto un altro incontro con Raciti per le proposte prima di passare la mano a Roma. Una cosa però è uscita fuori dal vertice: Angelo Capodicasa non è disponibile a candidarsi a sindaco, ad immolarsi per un partito che comunque andrebbe da solo alle elezioni amministrative di fine maggio, scaricato anche dal PDR, che ha deciso di continuare il percorso delle primarie con il candidato che le ha vinte, Silvio Alessi, e con il megafono che ancora non ha deciso. Maria Grazia Brandara annuncia un incontro tra PD e PDR per prendere una decisione. Quale che sia la decisione che il PD prenderà, cioè quella di trovare un candidato alternativo, magari dalla società civile, oppure di ricompattarsi sul nome di Alessi o di chiedere alla coalizione Agrigento 2020 di cambiare candidato, tutto dovrà passare da Roma. È un invito a continuare con Silvio Alessi, che entro sabato dovrebbe sciogliere la riserva se accettare o meno la candidatura, arriva da Piero Marchetta, uno dei competitori alle primarie del 22 marzo scorso, secondo cui Agrigento 2020 è un progetto da proseguire, come testimoniato dalle 5.000 persone che hanno affollato i gazebo. Rivolgo un appello anche a Peppe Vita ed Epifanio Bellini, conclude, perché insieme ad Alessi dobbiamo continuare il virtuoso percorso già intrapreso per scrivere una nuova pagina per la nostra città.